Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Dramma a Canicattì, senza tetto muore per il forte caldo. Dopo i 42 gradi di ieri nell'entroterra, temperature asfissianti in tutto il fine settimana. Allarme incendi della Protezione Civile allo Zen di Palermo, denunciato un uomo accusato di aver appiccato il fuoco in un'area verde. Per tanti weekend al mare dalle acque cristalline, sì, ma a volte solo in apparenza. Per Goletta Verde di Lega Ambiente il 70% dei campioni prelevati in Sicilia è fuori legge. Nel catanese, a Citerezza, uno dei siti più popolari, risultati inquinati. Augusta con il gran caldo si riempie anche di topi e insetti. La strada che vedete è che porta al villaggio Sabbione, vicino alla spiaggia di Agnone Bagni, costeggiata, come appunto si vede, da catene di rifiuti. Maleodore diffuso, rischi per la salute. Sanguinosa rissa a Misilmeri nel Palermitano, un giovane ferito a colpi d'arma da fuoco, per fortuna non è grave. Il 26enne che ha sparato si è costituito e accusato di tentato omicidio. Palermo, anche la segretaria del PD Schlein nel 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Borsellino e a 5 agenti della scorta. Musica, Marina di Ragusa festeggia Cristina D'Avena in concerto. Da 40 anni intramontabile voce delle sigle dei cartoni più amati nella storica TV del pomeriggio. Calcio, continua il ritiro del Palermo, oggi alle 16 seconda amichevole contro i tedeschi dell'Ingolstadt. Il Catania tra cessioni e nuovi arrivi, rescisso il contratto con il direttore sportivo Pastore. Vicino l'arrivo dall'Ascoli del terzino destro Gabriele Pagliai. Bentrovati, lo sappiamo tutti, la Sicilia nella morsa del caldo estremo, temperature oltre i 40 gradi, incendi in diverse province, allerta massima della Protezione Civile. A Canicattì per il gran caldo è morto un senza tetto e a Palermo è stato fermato un uomo accusato di aver appiccato il fuoco allo Zen. Davide Sardo. La Sicilia è stretta nella morsa del caldo estremo, temperature oltre i 40 gradi, bollino rosso in tutta l'isola e un'ondata africana che sta mettendo a dura prova persone, territorio e servizi di soccorso. Il rischio incendi resta al massimo livello. Il bilancio più drammatico arriva da Canicattì, nell'Agrigentino, dove un senza tetto è stato trovato morto. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è anche quella di un malore provocato dalle temperature proibitive. In queste ore migliaia di siciliani hanno scelto spiagge e località balneari per cercare un po' di refrigerio. Il mare è diventato il rifugio contro l'afa, mentre città e centri urbani si svuotano nelle ore più calde della giornata. L'afa alimenta gli incendi anche se spesso dietro le fiamme c'è una manina dolosa. A Palermo un uomo è stato sorpreso mentre appiccava il fuoco alle serpaglie in un'area verde dello Zen, utilizzando un pezzo di cartone come innesco. Numerosi roghi sono ancora attivi nel Palermitano, nel Ragusano, nel Siracusano e in provincia di Caltanissetta. In azione Canadair ed elicotteri a supporto delle squadre a terra. Le fiamme, alimentate dal caldo estremo e dal vento, stanno minacciando aree rurali, in alcuni casi anche la viabilità. Una buona notizia però arriva dalle previsioni. Dalla prossima settimana è atteso un graduale calo delle temperature con l'arrivo di correnti più fresche dalla Norvegia che dovrebbero concedere una tregua alla Sicilia dopo giorni di caldo eccezionale. Ad Agrigento un pensionato è morto schiacciato dal trattore nelle campagne di Villafranca Sicola. L'uomo si trovava alla guida del cingolato che si è ribaltato ed è precipitato in un vallone profondo 3 metri. Mare cristallino, dicevamo, sì, ma certe volte solo in apparenza. Goletta Verde di Lega Ambiente fotografa il precario stato di salute dei litorali siciliani. Il 70% dei campioni prelevati, 70%, è fuori legge.
Ecco come stanno le cose ad Aci Trezza, uno dei 3 siti catanesi risultati inquinati. Sul posto Emanuela Corsi. Un mare cristallino solo in apparenza. Secondo il report di Goletta Verde di Legambiente, le acque siciliane non godono di ottima salute. Sui 23 punti campionati dai tecnici dell'associazione in 6 province dell'isola, il 70% è risultato oltre i limiti di legge. Le criticità toccano quasi tutti i litorali, ma la maglia nera spetta a Palermo, con 5 punti risultati inquinati. A Catania sono 3 i siti fortemente inquinati. Alla Playa, in Contrada Pantano d'Arci, a Mascali, alla foce del torrente Macchia nella frazione di Sant'Anna e sul lungomare Galatea ad Aci Trezza. Questo è uno dei luoghi più suggestivi del litorale catanese. Secondo Goletta Verde questo è uno dei punti più inquinati della provincia di Catania. Questo specchio di mare dove il mito si fonde con la natura è diventato il simbolo di questa emergenza perché risulta oltre i limiti dal 2020. Qui i volontari hanno srotolato uno striscione che vergogna. Purtroppo i lavori e le opere di collettamento che dovrebbero portare il carico fognario di tutto l'agglomerato di Aci Trezza, Aci Castello e quant'altro a Pantano d'Arci vanno troppo a rilento. Dal 2017 sono iniziati questi lavori, ma non si vede quando dovranno finire. Di tutt'altro avviso sono i bagnanti che difendono il loro mare. Penso che questo tratto di mare è qualcosa di straordinario. Stamattina ho avuto questa voglia proprio di scendere in acqua e proprio perché ritengo che il mare non sia inquinato. A vederlo sembra trasparente alle volte il mare, però il dato non è la trasparenza. In molti posti è molto sporco, inquinato, mentre se si inizia ad andare verso la regione di Messina magari è un pochettino più pulito, più cristallino. Tra le criticità segnalate dai volontari di Legambiente anche la mancanza di cartelli. Nel 43% dei siti inquinati mancano i divieti di balneazione. Non è finita. Ad Augusta, con le alte temperature, si popola anche di topi e di insetti la strada che porta al villaggio Sabbione, vicino alla spiaggia di Agnone Bagni, strada costeggiata, come vedrete, da catene di rifiuti. Chi vive nella zona chiede naturalmente un intervento immediato del comune, non solo per i rischi per la salute, ma anche per il male odore. Francesco Aloi. Per raccogliere tutto serviranno ore e ore di lavoro, con ruspe e cassoni da riempire. Questo scempio si trova a qualche minuto dalla spiaggia di Agnone Bagni ad Augusta. Siamo nella strada che collega la provinciale al villaggio Sabbione. In alcuni tratti diventa difficile anche percorrerla in auto e poi, dato non da poco, è che ci sono le telecamere, ma gli sporcaccioni non si intimoriscono. Comunque il comune di Augusta deve passare porta a porta perché la gente paga la spazzatura. Visto che non passa porta a porta si butta qua. Ci sono topi, cani, eccetera, eccetera. Secondo lei perché gettano i rifiuti qui? Ma guardi, non glielo so dire, secondo me, è per comodità propria o per negligenza. Più che di montagna, qui possiamo parlare di catena montuosa, di rifiuti. Ce n'è per tutti i gusti, si fa per dire, dai materassi ai copertoni, passando per i pezzi di mobili. E poi c'è anche chi, con queste giornate calde, ne ha approfittato per appiccare il fuoco. È una vergogna, ma tanto non è stato sempre così. E sempre sarà così. Quindi è rassegnata? Sì. Chi frequenta la zona, molto vissuta soprattutto in questo periodo, chiede che si faccia qualcosa. Prima di tutto ripulendo la strada e poi controlli su controlli. Perché, è bene ricordarlo, l'abbandono di rifiuti è un reato penale. È meglio forse non rassegnarsi. Associazioni ambientaliste e sindacati insieme per denunciare le falle nei progetti di realizzazione dei 2 mega inceneritori previsti a Palermo e Catania. Sono progetti lacunosi, dicono. Orazio Longo. Li chiamano impianti salasso perché dalla loro costruzione non diminuirà, dicono, la spesa per il cittadino e non verranno eliminate le discariche abusive. Le associazioni ambientaliste e sindacali siciliane denunciano una serie di criticità nei progetti per la realizzazione dei 2 mega inceneritori di Palermo e Catania. Chiedono la rivisitazione integrale e l'avvio di una inchiesta pubblica. Secondo le osservazioni tecniche depositate, vi sarebbero carenze che vanno dallo smog non calcolato alla gestione misteriosa
misteriosa dei rifiuti pericolosi, fino al rischio di bloccare per sempre la raccolta differenziata nell'isola, denunciano le associazioni Zero Waste Sicilia, Legambiente e WWF, che assieme alla CGIL hanno organizzato un incontro pubblico a Catania. Si pensa di bruciare il rifiuto stesso senza produrre nessun tipo di risultato positivo, e quindi per questo noi diciamo da un lato che bisogna dire no a questa gestione scriteriata, a partire dall'idea di fare questi 2 megaprogetti che non si capisce come poi alimentarli, e dall'altro provare a fare invece una vera riforma dei rifiuti. Impianti, dicono, nati prima nelle stanze romane ma che risultano lacunosi. Un'altra via, quella tracciata dalle associazioni ambientaliste e sindacali. La nostra proposta è quella che noi abbiamo bisogno di fare territorio per territorio piccole impiantistiche che possano davvero incentivare il riciclo, il riuso. Pensate di fare 2 mega inceneritori, portare i rifiuti da Ispica a Messina, da Messina a Cefalù sul Palermitano, nella condizione anche della nostra viabilità, già questo crea dei costi davvero enormi. La cronaca adesso, grave fatto di sangue a Misilmeri nel Palermitano, c'è stata una sparatoria nel corso di una rissa, ci sono un ferito, per fortuna non in modo grave, e un giovane fermato per tentato omicidio. Marco Cullà. Si è costituito nella notte il 24enne ritenuto responsabile del ferimento a colpi d'arma da fuoco di un 26enne al culmine di una rissa scoppiata in piazza Fontana Nuova a Misilmeri nel Palermitano. Si tratta di Giovanni Scafidi, che si è presentato spontaneamente in caserma ed è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri avrebbe esploso 3 colpi di pistola contro Vincenzo Freschi, raggiungendolo alla mandibola. Il 26enne è ricoverato all'ospedale Bucchieri La Ferla e secondo quanto emerso non sarebbe in pericolo di vita. Nella stessa rissa un'altra persona è rimasta ferita da una coltellata ed è stata trasportata in ospedale. Per tutta la notte i carabinieri hanno lavorato nella piazza, transennando l'aria ed effettuando i rilievi con il supporto della scientifica, ascoltati i testimoni e familiari dei giovani coinvolti, mentre sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e chiarire le cause che hanno scatenato la violenta rissa. Sull'omicidio di ieri nel quartiere Bonagia a Palermo, ancora oscuro il movente che ha portato il 23enne Giovanni Bruno Madonia ad accoltellare a morte il pensionato Vito Petrigno. L'assassino avrebbe spiegato di non essere stato lucido, sostenendo di aver assunto cocaina e alcol e di sentirsi ancora confuso. Per questo sarà risentito nei prossimi giorni alla presenza del suo avvocato. A Giarre, nel Catanese, assaltavano i postamat, i distributori automatici di sigarette e i cambiamonete con ordigni esplosivi artigianali, e in 3 sono stati arrestati. Orazio Longo. Usavano esplosivi artigianali. A Giarre nel Catanese 3 persone sono state arrestate, uno è finito ai domiciliari, per una serie di furti e tentati furti messi a segno tra febbraio e aprile nei comuni di Calatabbiano, Riposto e Sant'Alfio, ai danni di distributori automatici di sigarette, cambiamonete e sportelli postamat. Come si vede nelle immagini, la banda inseriva il materiale esplosivo nei dispenser per provocarne la deflagrazione e impossessarsi del denaro custodito all'interno. Secondo la ricostruzione accusatoria, gli indagati avrebbero utilizzato ordigni rudimentali simili a candelotti. La natura artigianale degli esplosivi, ritenuti particolarmente instabili e sensibili a urti, sbalzi termici e luce, avrebbe determinato un concreto pericolo per la pubblica incolumità, tanto che per la messa in sicurezza e il sequestro degli ordigni è stato necessario in ogni episodio l'intervento del personale specializzato degli artificieri del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania. Tra le aggravanti contestate figurano anche il travisamento, la violenza sulle cose, l'aver preso di mira beni destinati a un pubblico servizio e l'aver agito in condizioni tali da ostacolare la pubblica difesa. Agli indagati vengono inoltre contestati la ricettazione dell'auto utilizzata per delinquere e i tentati assalti agli uffici postali di Macchia di Giarre e Carruba di Riposto del 21 febbraio. A Agrigento, per traffico di droga, detenzione di armi e tentate lesioni, 10 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Le indagini sono cominciate la notte di Capodanno, quando un 28enne ha tentato di sparare a un rivale, ma per fortuna la pistola si è inceppata 2 volte. Nel blitz sequestrato più di 1,5 kg di stupefacenti. Rinviati a giudizio 6 giovani che un anno fa a Calascibetta hanno aggredito e picchiato un 17enne che in un primo tempo avevano costretto ad allontanarsi con minacce e insulti.
durante i festeggiamenti della Madonna di Buon Riposo. Voltiamo pagina, Palermo, in pieno svolgimento la commemorazione del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Ieri sera vi ha partecipato anche la segretaria del PD Schlein, eppure quest'anno non mancano le polemiche. Manlio Viola. Tutto pronto per le celebrazioni del 34esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, costata la vita al giudice Paolo Borsellino e a 5 agenti della scorta. Venerdì il magistrato è stato ricordato dall'ANM e ieri sera a Palermo anche la segretaria del PD Elis Klein. La battaglia contro la mafia non è soltanto quella repressiva in cui dobbiamo sostenere il lavoro encomiabile che fanno ogni giorno magistrati e forze dell'ordine, è anche una grande battaglia culturale. Domenica si comincia alle 10 al Parco Pier Santi Mattarella con un microfono aperto alla società civile con Giuseppe Conte, che ha già parlato di un arretramento della lotta alla mafia segnalato dagli inquirenti per effetto delle ultime riforme. Poco dopo la caserma Lungaro sarà deposta una corona di fiori davanti alla lapide che ricorda i caduti della polizia. In Via D'Amelio gli interventi dei familiari e il clou della 3 giorni delle agende rosse, oltre al minuto di silenzio nell'ora esatta della strage, le 16:58. In contemporanea, ma dalla parte opposta della città, dibattito promosso dai gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia con la presenza della presidente dell'antimafia Chiara Colosimo, di Carolina Varchi e Raul Russo. Proprio la commissione antimafia è stata al centro di un attacco dell'eurodeputato Leo Luca Orlando, che parla di depistaggi istituzionali proprio su Borsellino, riferendosi ai lavori dell'antimafia. Poi alle 20 la tradizionale fiaccolata della memoria organizzata dal Forum 19 luglio dai giovani di destra, alla quale è annunciata la partecipazione di Arianna Meloni. Ancora a Palermo, Cateno De Luca, mattatore dal palco del Politeama che riempie per la presentazione del suo cosiddetto governo di liberazione. Annuncia lo sbarco a Roma del movimento, invita il centrodestra a staccare la spina a Schifani e non risparmia l'ex compagno di strada Lavardera. Manlio Viola. Staccare la spina al governo Schifani, che non ha messo in campo neanche una riforma, è la provocazione di Cateno De Luca dal palco del Teatro Politeama, dal quale ha lanciato oggi la parte cruciale della sua campagna elettorale verso le elezioni del 2027 in Sicilia. La convention per il governo di liberazione ha riempito il teatro, lasciando anche gente fuori. Il sindaco di Taormina, mattatore ne ha per tutti. Dopo l'affondo al governatore, lancia una stoccata al suo ex compagno di viaggio Ismaele Lavardera, eletto con lui poi andato via. Siamo stanchi di essere trattati come un taxi da chi non ha amministrato mai neanche un condominio. Il messaggio è sempre lo stesso: Sud chiama Nord e non si alleerà con nessuno, né a destra né a sinistra, anche se sotto il palco ci sono gli uomini e le donne di tutti i partiti, persino il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, che lo definisce un nemico, e l'ex presidente Gianfranco Miccichè, che vuole valutare il cavallo De Luca. Cateno vuole essere invece l'ago della bilancia e alza i toni della sfida. Siamo il primo partito nell'isola con il 20%, ma ad ottobre sbarcheremo anche a Roma, annuncia, per costruire un movimento di ispirazione sturziana, meridionalista e autonomista che conti abbastanza da sedersi ai tavoli romani, perché è lì che si gioca la partita, visto che Palermo ha passato il testimone. Musica, oltre 40 anni di successi e un pubblico senza età. Cristina D'Avena a Marina di Ragusa con le sigle dei cartoni animati porta il pubblico in viaggio tra nostalgia e, perché no, voglia di tornare bambini. Veronica Barbarino. Bastano poche note di Mila e Shiro e il tempo sembra tornare indietro, facendo partire un coro sulle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato l'infanzia di milioni di italiani. 40 anni di carriera, è un patrimonio musicale che continua ad emozionare. Cristina D'Avena in tour a Marina di Ragusa trasporta il pubblico in un viaggio della memoria tra musica, nostalgia e voglia di tornare bambini. Io devo andare in giro per l'Italia a cantare le canzoni, le sigle che hanno accompagnato la nostra vita e continuano ad accompagnare la nostra vita, facendovi cantare, saltare, ballare, divertirvi, e io con voi, perché è una storia che continua da sempre, siamo cresciuti insieme. Un viaggio tra puffi, eroine e personaggi che hanno popolato i pomeriggi della televisione italiana. Occhi di gatto non può mancare, perché se non dall'inizio me la chiedono, dico ragazzi un attimo, ho tutta la scaletta, no, Occhi di gatto, quindi non può mancare.
La mia sigla del cuore è sicuramente Chi Smilicia, perché vabbè, insomma, perché sono stata anche la Licia, no? Perché alcune canzoni non appartengono solo a un cartone animato, ma ai ricordi di un'intera generazione. È quasi magia, Altra musica adesso, Jennifer Lopez è stata la protagonista del party di Dolce & Gabbana per la chiusura dell'alta moda all'Isola Bella di Taormina. La pop star americana si è esibita sulle note di alcuni dei suoi più grandi successi, compreso Let's Get Loud e Waiting for Tonight, ma ha anche omaggiato l'Italia con Il cielo in una stanza di Gino Paoli in italiano. Per la performance Jennifer Lopez ha sfoggiato 4 differenti look. Dopo la serata ha ringraziato i 2 stilisti con un post sul suo profilo Instagram che ha oltre 240 milioni di follower. È il momento della nostra pausa, tra poco il calcio, nel pomeriggio la seconda amichevole del Palermo in ritiro e poi prosegue la cura dimagrante del Catania. State con noi. Palermo che prosegue la preparazione in ritiro, oggi alle 16, seconda amichevole per la formazione di Inzaghi, test contro i tedeschi dell'Ingolstadt. Marco Gullà. La preparazione del Palermo in Val Gardena continua e oggi pomeriggio ci sarà un altro test per valutare lo stato di forma e oliare ulteriormente i meccanismi tecnico-tattici. Alle 16 la formazione di Inzaghi affronterà l'Ingolstadt nella seconda delle 5 amichevoli in Trentino. I tedeschi militano in terza serie, fino a 9 anni fa giocavano in Bundesliga, prima serie. Inzaghi dovrebbe ruotare il proprio 11 tra primo e secondo tempo, ma potrebbe, ad esempio, sperimentare coppie diverse in difesa e in mediana. L'obiettivo dichiarato dei rosanero è quello di fare un campionato da protagonisti. Penso che abbiamo fatto un buon campionato, però non è bastato e quindi si deve fare meglio. Per quanto riguarda la mia annata, sicuramente, come ho detto prima, fossi arrivato in condizioni migliori magari avrei fatto anche qualcosina in più. L'obiettivo di quest'anno è quello. Mercato con De Planche destinato al Frosinone in prestito, il Palermo è pronto ad affidare il ruolo di vice Joronen a Fortin, portiere classe 2003 di proprietà del Lens che arriverà in prestito dal club francese. Nel ruolo di vice Augello la trattativa per Bosolan è ai dettagli. Sull'esterno di destra si segue Kamate dell'Inter, mentre per Rao la convocazione di Allegri per il ritiro non cambia i scenari di mercato. Il Catania ha rescisso il contratto con il direttore sportivo Pastore. Sul fronte mercato, vicino l'arrivo dall'Ascoli del terzino destro Gabriele Pagliai. Servizio di Sergio Colosi. Prosegue la cura dimagrante del Catania che ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Ivano Pastore, augurando al dirigente le migliori fortune personali e professionali. Le ultime cessioni hanno interessato Michele Alnovare e Frisenna al Cittadella, ma rimangono in uscita Stoppa, Carnielutti, Luperini e Forsedini. Partenze che consentiranno, insieme a quelle già avvenute, di alleggerire il monte ingaggi e procedere con nuovi acquisti. Il prossimo, dopo i giovani Miai e De Falco, sarà il terzino destro Gabriele Pagliai, 24 anni dall'Ascoli, ex Picerno dove è stato valorizzato dal tecnico Longo. Pagliai, che ritrova anche il difensore Allegretto, è stato preferito a Todisco che potrebbe firmare con la Virtus Entella che giocherà in Serie B. Il club rossazzurro ha perso per strada altri obiettivi: Vinicius a Ravenna, Rizzo Pinna al Brescia, Mazzocchi vicino allo Spezia. C'è invece un ritorno di fiamma per Capomaggio che non rientra nei piani tattici della Salernitana di Cosmi. Continua il lavoro del Catania al Massimino. Oggi doppia seduta, domenica prima giornata di riposo. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.